Queste elezioni regionali possono essere un punto di svolta incredibile, forse l'ultima possibilità per un percorso giuridico, legale e pacifico. Perché dico questo? Vi racconto una storia che in realtà è molto semplice ed è una storia vera. Ero ad un incontro e una persona mi ha detto: ma tu lo sai che se volessimo essere indipendenti potremmo esserlo subito? Facciamo uno sciopero fiscale e dall'oggi al domani mandiamo a Remengo l'Italia. Bene, gli ho risposto: guarda, hai ragione, forse potrebbe essere anche vero. Ma il problema è un altro. Io ad esempio ho circa 100 persone alle quali in un modo o nell'altro do da lavorare. Se io faccio lo sciopero fiscale, il giorno dopo mi sentirei responsabile per queste persone. Al che la risposta è stata molto semplice: fa sì, hai ragione, è vero, ti capisco, probabilmente anch'io la penserei così se fossi nella tua situazione. Ma qual è il punto di non ritorno? Oggi la pressione fiscale è circa il 70%, poco più, e paghiamo. Se domani un Renzi di turno si sveglia e mi dice che bisogna fare sacrifici e bisogna arrivare all'80% di pressione fiscale, tu cosa fai? Paghi ancora? Effettivamente sì. Bene, qual è il limite di sopportazione che possiamo ancora avere per questa pressione fiscale che è un furto con scasso quotidiano? Non c'è più possibilità di poter andare in questi termini. Noi dobbiamo avere l'indipendenza, dobbiamo arrivare all'indipendenza, perché è solo con l'indipendenza del Veneto che riusciremo a far capire come da soli si possa riuscire ad andare avanti. Quindi per le prossime elezioni regionali questo è il simbolo da portare avanti, perché l'indipendenza del Veneto è quello che ci serve.